10:30, tutto pronto nella casa di riposo di Montecrocetta di Vicenza. 64 gli ospiti attualmente presenti, tutti ultra ottantenni e 2 centenarie di 103 anni, più un nucleo di 23 posti letto per malati di Alzheimer, 60 gli operatori. Il nuovo anno nella città del Palladio inizia così, con la vaccinazione contro il Covid nelle residenze per anziani. Sono già iniziate le vaccinazioni nei reparti e abbiamo praticamente tutti gli ospiti hanno dato il consenso per essere vaccinati e circa un 80% del personale dipendente ha dato appunto il consenso. Fiorindo, quasi 83enne, è il secondo vaccinato, prima di lui Angelina. Un po' spaesati ma contenti si sono sottoposti alla vaccinazione. Da dietro un vetro abbiamo raccolto il loro entusiasmo. Contento di aver fatto il vaccino Covid? Neanche in accordo. Ah, non se n'è neanche accorto? Neanche accordo. Bene, bene, è contento? E chi non può parlare. L'epidemia rallenta in Veneto sia per i contagi che per la pressione sugli ospedali, ma a subire lo stop ora è la campagna vaccinale per la riduzione nella consegna delle dosi Pfizer. Il Veneto, tra le regioni più penalizzate, con un meno 53%, chiede che almeno il taglio sia orizzontale tra le regioni, riequilibrando con la fornitura della prossima settimana. Se abbiamo avuto un taglio del 29% della fornitura, non può essere che il Veneto dà un contributo del 53% del taglio e altre regioni zero. Si prendono tutte le realtà, siccome noi abbiamo una ripartizione che è millimetrica, tagli il 29% a tutti. Questo è perequativo, è mutualistico e anche dà un senso di responsabilità. Oltre ai vaccini, l'altro tema caldo di queste ore è quello delle scuole, con 2 incognite. Il ricorso al TAR per la riapertura in presenza delle superiori, presentato da un gruppo di genitori, e la riclassificazione delle regioni. Di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Non è ancora mezzogiorno quando Mario Draghi giura come Presidente del Consiglio dei Ministri di fronte al Capo dello Stato Sergio Mattarella. Dopo di lui sfila la squadra di 23 ministri che si è scelto con ben 4 veneti. Posti distanziati, niente strette di mano, solo auguri di buon lavoro e ringraziamenti a bassa voce, da dietro la mascherina, scambi di sguardi, piccoli gesti. Giura per primo il riconfermato Federico D'Incà, Movimento 5 Stelle, Ministro ai rapporti con il Parlamento. Bellunese di Trichiana, come un altro membro del nuovo esecutivo, Daniele Franco, già ragioniere generale dello Stato. Per lui il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Giura la vicentina Erika Stefani, già Ministro degli Affari Regionali nel primo governo Conte, ora la disabilità. Giura il veneziano Renato Brunetta, Forza Italia, che torna alla pubblica amministrazione. Completa la rappresentanza del Nord-Est Stefano Patuanelli, triestino, che lascia il Mise per il Ministero dell'Agricoltura. Le aspettative verso il nuovo governo sono alte, nasce un esecutivo di spessore, ci conforta la presenza di ministri tecnici fuori classe, afferma in una nota il presidente di Confcommercio Veneto Patrizio Bertin, e ci conforta l'ampia rappresentanza dei veneti che siamo certi sapranno farsi portatori e promotori delle istanze della nostra regione. Eventi avversi gravi in concomitanza con la somministrazione del vaccino AstraZeneca. L'azienda italiana del farmaco blocca precauzionalmente un lotto, l'ABV 2856, al quale appartengono le dosi sospette. La notizia, diffusa pochi minuti dopo le 14, allarma l'Italia intera, già sul chi va là dal mattino, quando si era saputo della sospensione del vaccino AstraZeneca da parte della Danimarca, seguita da Norvegia e Islanda. Nel nostro paese la decisione del blocco del lotto è stata presa dopo il decesso di un militare di 43 anni a Siracusa. Se la morte sia collegata alla somministrazione del vaccino non si sa. Al momento non è stato stabilito alcun nesso di causalità. A scopo precauzionale l'AIFA ha deciso per il divieto di utilizzo. Un certo numero di fiale del lotto ABV 2856 è arrivato anche in Veneto. La Regione ha provveduto a bloccarne l'uso, precisando che è attivo un monitoraggio costante delle reazioni avverse che finora non ha fatto registrare episodi di rilievo, ma solo eventi lievi che si possono comunemente verificare dopo l'erogazione. È inutile che suonate, tanto non scendo. Io non posso parlare, senza il mio avvocato non parlo.
La voce al citofono è quella della madre del quindicenne rinchiuso nel carcere minorile di Treviso con l'accusa di aver tentato di uccidere, aggredendola e accoltellandola, la 26enne di Marocco di Mogliano Marta Novello, che ieri pomeriggio verso le 17 stava facendo jogging poco distante da casa, in via Marignana. E l'ipotesi della rapina finita male non convince. Chiusi nel loro silenzio la madre del ragazzo e i nonni, al capezzale della figlia, l'ingegner Luigi Novello, già presidente di quartiere, e la moglie Chiara, molto attiva in parrocchia. Marta, raggiunta da 20 colpi di coltello, è stata operata ieri in serata all'ospedale Cafoncello per essere stabilizzata. Ricoverata in terapia intensiva e in prognosi riservata. Le famiglie dei due ragazzi abitano a poche centinaia di metri l'una dall'altra, ma se i due giovani si conoscessero al di là di incrociarsi in paese resta da chiarire. I vicini di casa del quindicenne parlano di una lite ad alta voce domenica tra il ragazzo e i familiari. Le urla e le grida erano forti. Le urla e le grida erano forti. Litigavano? Forte, fortissimo. Scusate. Le lacrime del sindaco reggente raccontano il peso della tragedia che ha colpito oggi non solo una famiglia ma l'intera comunità di Montebelluna. Mattia Battistriti viveva con i genitori in via Monfener, nel quartiere di San Gaetano. Alternava al lavoro l'attività di volontariato con la Croce Bianca Comunale. Un bravo ragazzo di buona famiglia, genitori molto presenti, il papà lavora in ospedale. La mamma è un'insegnante, per cui una famiglia assolutamente ottima, diciamo. I nonni sempre presenti. Sono commosso perché li conoscevo, conoscevo il ragazzo, tragedia, incredibile. La Coppa al Cielo, la felicità liberatoria dopo la grande impresa, vincere la Champions League contro le turche del Vakif. 64 vittorie consecutive, 4 trofei, Supercoppa, Coppa Italia, Scudetto e Champions League. Limoco nell'Olimpo della pallavolo mondiale, Conegliano capitale del volley femminile. Un quarto set al Cardiopalma, un tie break partito male, subito riequilibrato, un'immensa Paola Egonu, 40 i palloni messi a terra. Sono super emozionata, felice dopo un anno lunghissimo. Super fiera di me stessa, è stata dura, durissima. La dedico alla mia famiglia, a Conegliano, la prima Champions. Sono onorata di essere qui e di averla vinta con loro. Devo dire che il Veneto in questo è estremamente virtuoso, è al numero 1 per over 80, 98% contro una media nazionale dell'88%, numero 1 over 70, 83% contro una media che è circa 75%, sui fragili è in cima alle classifiche e quello che voglio dire, percentuali di inoculazioni rispetto alla distribuzione sempre al di sopra del 90%. Riconosce la virtuosità del modello regionale il commissario Figliuolo nella sua intensa giornata in Veneto, accompagnato dal governatore Zaia. Alle 10.30 l'arrivo puntuale al padiglione Rama all'ospedale di Mestre, dove, come raccontano le nostre immagini in esclusiva, prima ha incontrato i vertici della sanità regionale, poi nel vicino auditorium i prefetti. Da lì il primo sopralluogo all'hub vaccinale al Pala Expo di Marghera e le prime dichiarazioni ufficiali di giornata. Il punto di svolta, dice Figliuolo, è vicino. Maggio, mese di transizione, giugno deve essere un mese di svolta, è il mese dove dare proprio quella che si può definire una spallata definitiva e lasciarci indietro il periodo peggiore. Figliuolo, che è tornato sulla questione Pfizer e sull'intervallo necessario fra prima e seconda dose, qui le rassicurazioni sanitarie del CTS si coniugano con la Realpolitik. Nell'ambito di una pandemia dove c'è gente che rischia di andare all'ospedale, di andare in terapia intensiva e addirittura di morire, se si dà mezzo scudo a più persone è meglio che darne un intero a meno persone. Da lunedì l'ulteriore passo in avanti con il via alle prenotazioni degli over 40 con le conseguenze operative del caso. È stata un'emozione farla.
È un commento anche emotivo ed estetico quello che fa il presidente del Veneto sui 35 km di pedemontana veneta aperti oggi tra Bassano Ovest e Montebelluna. Finalmente questa arteria attraversa e collega le province di Vicenza e Treviso, abbatte i tempi, riduce i costi per il trasporto delle merci, migliora i dati dell'inquinamento. A Bassano si danno appuntamento sindaci, consiglieri, imprenditori che hanno creduto in questa superstrada insieme a Zaia, e l'efficienza è anche nell'organizzazione della cerimonia. Obbligo di presentarsi con il referto di un tampone, altrimenti l'UL7 lo effettua al momento. Solo dopo si entra nella zona protetta dell'inaugurazione. Una strada, sottolinea il presidente Luca Zaia, nata grazie all'impegno di chi tutti i giorni, con caldo, freddo, pioggia o sole, ha portato avanti l'opera, e grazie ai voti del Consiglio regionale, tanto che il governatore fa salire sul palco i consiglieri per un applauso collettivo, rivelando anche la prossima priorità. Ci vuole una squadra che non sia l'ufficio complicazioni e affari semplici. Il merito è dei consiglieri che ci sono stati, il merito è dei consiglieri che ci sono ora. Ovvio che la prossima è l'autonomia, Finito il Covid si parla solo di autonomia in Veneto. Grazie. Grazie mille. Grazie. Infine la benedizione del casello e il taglio del nastro, quindi l'apertura ufficiale della strada, con i primi ingressi al casello di Bassano alle 15.04 di venerdì. Questa è un'infrastruttura che cambierà il modo di pensare, di ragionare, di programmare i nostri viaggi in questi territori. Della sua festa Antonio accoglie i pellegrini arrivati per pregare sulla tomba. All'alba è iniziata la lunga diretta di Rete Veneta, emittente del nostro network Media Nord-Est, che passo passo ha raccontato le emozioni e la devozione di una giornata importante, non solo per i padovani ma per migliaia e migliaia di fedeli in tutto il mondo. Momento clou di questo 13 giugno, l'arrivo da Venezia della reliquia dell'avambraccio di Sant'Antonio, conservata dal 1652 nella Basilica della Salute e riportata per la prima volta a Padova, dove resterà esposta per una settimana. Parte l'applauso. Parte l'applauso. Patriarca. Viva Sant'Antonio. Urlano. Portata dalla patriarca di Venezia Francesco Moraglia e dal rettore della Basilica del Santo, padre Oliviero Svanera, la reliquia è entrata a Padova salutata dagli applausi dei fedeli in trepidante attesa sul sagrato. Cari fratelli e sorelle, l'Eucaristia che stiamo celebrando è il momento culminante, come vi dicevo, di una giornata che ci ha visto pellegrini dalla Basilica della Madonna della Salute a Venezia alla Basilica del Santo di Padova. Un colpo di martello a Fuzhou, in Cina, sancisce l'ingresso di Padova Urs-Pitta nella lista dei patrimoni mondiali dell'UNESCO. I cicli affrescati del Trecento sono ora nel World Heritage List. Oggi Padova ha ricucito una sua identità lacerata e lo ha fatto, guarda caso, riconoscendo la centralità simbolica e costitutiva della sua identità, che è il Trecento. Quindi oggi il Trecento padovano è sotto le vetrine, è nella vetrina del mondo, e penso che sia per la nostra città un momento particolarmente significativo. Un lavoro iniziato molti anni fa, rimandato di un anno a causa del Covid, diventa ora realtà. Grazie Padovani, grazie Ministero, grazie a tutti quelli che hanno fatto qualcosa per Padova, e Padova, lo ripeto per l'ennesima volta, quando Padova fa squadra siamo una città eccezionale. Il centro sportivo della Polizia di Stato esiste a Padova dal 1954. 2 fino a poche ore fa le vittorie olimpiche nell'atletica, quella di Livio Berruti nei 200 metri a Roma nel 1960 e di Alessandro Andrei nel lancio del peso a Los Angeles nel 1984, più il bronzo di Alessandro Lambruschini nei 3000 siepi ad Atlanta nel 1996. Alle Fiamme Oro un bottino di 2 medaglie olimpiche in un solo giorno nell'atletica leggera è qualcosa di sensazionale. Ma chi sono Marcel Jacobs e Gianmarco Tamberi?
A Padova c'è chi li conosce da moltissimo tempo. Marcel Jacobs l'abbiamo conosciuto che aveva 18 anni, è un saltatore in lungo scordinato, però dai grandi piedi e della grande velocità, ragazzo molto timido, introverso. Abbiamo cercato di guidarlo nel suo percorso agonistico, gli abbiamo fatto cambiare allenatore, si è spostato ad allenarsi a Gorizia e poi quando ha deciso di abbandonare il salto in lungo per problemi fisici abbiamo deciso che potesse diventare un grande velocista e questo solo 3 anni fa si è spostato ad allenarsi a Roma con il suo allenatore Paolo Camossi. 7 persone verranno denunciate nelle prossime ore dalla Digos di Padova per la manifestazione non autorizzata contro il Green Pass che si è svolta il 14 agosto in città. Le persone a cui verrà notificato il provvedimento hanno partecipato al corteo di circa 200 persone che dal Duomo hanno improvvisato un percorso lungo le strade del centro tentando di contestare più volte le indicazioni che venivano fornite dai funzionari della questura che monitoravano la protesta. La manifestazione del 14 agosto era stata annunciata dal gruppo Veneto No Green Pass che poi aveva rinunciato visto la scarsa adesione. Tuttavia un gruppo di un centinaio di persone aveva deciso comunque di scendere in piazza improvvisando un corteo non autorizzato. Dopo un'indagine la Digos e la Procura hanno deciso di denunciare 7 persone per manifestazione non autorizzata e per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. Nessuna denuncia invece per l'ultima protesta, quella di sabato 21 agosto, organizzata dal Veneto No Green Pass, 1 migliaio di persone che con i soliti slogan ha passeggiato per la città ricevendo insulti da alcuni cittadini. Un paio di momenti di tensione tra i manifestanti e i residenti di Padova, stanchi di questi sabati di protesta, tensione che è stata subito frenata dalla polizia. Freddata con 4 colpi di pistola nel cortile dell'azienda 90 Vicentina in via Fioccarde dove alle 7 del mattino stava entrando a lavorare. È morta così davanti alle colleghe di lavoro Rita Menze, 30 anni, di origini nigeriane, colpita a morte dai colpi sparati dal marito Pierangelo Pellizzari, 60 anni. Spari sentiti anche dai residenti. Ho sentito gli spari di pistola, 4. E dopo subito urlare. Ho sentito degli spari e basta. Sono uscito, ho visto un po' di parapiglie qua, come altri insomma, che erano qua attorno insomma. Secondo quanto raccontato, l'uomo avrebbe atteso la compagna al posto di lavoro nascondendo l'auto, una Jeep Cherokee riconoscibile dalla donna, dietro un camion. Poi, appena è stata vicina, è uscito e le ha sparato 4 colpi, riposto la pistola nella giacca, risalito in macchina, è sparito. Immediatamente sono scattate le ricerche dell'uomo. L'elicottero ha sorvolato Villaga, comune dove la coppia risiedeva. Improvvisamente, sul luogo dell'omicidio, piomba la notizia che l'uomo potrebbe essere a casa. Qualcuno ha visto la macchina. I carabinieri hanno circondato l'abitazione di via Quargente e setacciato i vicini campi casolari alla ricerca del 60enne fuggitivo. Uno mi ha scritto se ti prendo ti sparo in bocca. Per la prima volta emergono dettagli sulle minacce ricevute dal presidente Luca Zaia negli ultimi mesi. Parole dure, intimidazioni per le quali la procura ha aperto un'inchiesta. L'uomo che le ha pronunciate, un militare, padre di famiglia, ha patteggiato con ore di lavori socialmente utili. Sono preoccupato, ha detto Zaia, il clima è pesante, nutrito di fake news e farneticazioni che spesso, denuncia, sono state archiviate come critica politica. Ve ne cito una a caso. Il traditore Luca Zaia e sua moglie, mettono nome e cognome ovviamente, sapevano del colpo di Stato pandemico già ad ottobre 2019. Amici veneti, stiamo raccogliendo le prove per accusare Zaia, sua moglie e alcuni assessori del gruppo per alto tradimento della nazione italiana. Parole ma anche azioni come quelle degli estremisti Novax che portarono la loro rivolta contro la gestione della pandemia del presidente addirittura davanti al suo portone di casa, episodi per i quali nel 2020 la procura aprì un'altra inchiesta. A me ha fatto un video con tutte le indicazioni nel video, con infografica per come arrivare al campanello di casa mia a casa. Per gli onori degli altari sono passati 18 anni e tra i testimoni sentiti dalla Congregazione delle Cause dei Santi c'è stato anche Benedetto XVI che proprio nella sua visita a Belluno nel 2004 disse di pregare Papa Luciani già come santo. Oggi l'annuncio ufficiale, Papa Giovanni Paolo I sarà beato.
Papa Luciani è qui con il suo insegnamento, con il suo esempio, con il suo sorriso. Questo è il testo inciso sulla facciata della chiesa di Canale d'Agordo, il testo pronunciato da Papa Giovanni Paolo II in occasione della sua visita a Canale d'Agordo il 26 agosto 1979. A Canale d'Agordo la notizia è arrivata all'improvviso, nessuno si aspettava l'annuncio, accolto con stupore. Qual è la sensazione, l'emozione di oggi? Non sapevo neanche di che era. Hai sentito suonare le campane e boh, sarà festa. Sono contento, è un bel momento anche per tutto il paese, per la popolazione. Non riusciva più a vederla soffrire a letto, un peso che portava da anni, e così con un cuscino l'ha soffocata, poi ha preso 2 coltelli da cucina e si è ferito al petto. Il dramma si è consumato questa mattina all'alba tra le mura di questa casa nelle campagne di Cadoneghe, prima periferia padovana. Ferruccio Bosello, 84 anni, ha ucciso la moglie Natalina Milani, 81 anni, che da tempo era malata, poi ha tentato il suicidio e ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Padova. A scoprire la tragedia è la compagna del figlio della coppia, che come ogni mattina prima di andare al lavoro passava a salutare gli anziani suoceri. Ha trovato Ferruccio agonizzante in cucina e Natalina esanime a letto. Ha chiamato il compagno e i carabinieri, giunti subito sul posto. Natalina da 3 anni era malata di Alzheimer, una situazione seguita anche dal comune. Il sindaco Marco Schiesaro è corso subito a porgere le condoglianze. Sì, adesso si sta, eccolo qui, giubbotto blu, senza mascherina. Mezzogiorno e pochi minuti, l'arrivo di Jair Bolsonaro a Villa Veneranda Arca del Santo ad Anguillara Veneta segna l'inizio della contestata visita del presidente del Brasile in Veneto, dove è arrivato per ricevere la cittadinanza onoraria dal piccolo comune della Bassa Padovana che diede i natali al suo bisnonno. Il presidente, cogliendo di sorpresa tutti, si avvicina alla folla di sostenitori che fin dalle prime ore del giorno si sono messi in paziente attesa. La gran parte brasiliani, alcuni italiani, tanti bambini. Ad un certo punto qualcuno viene ammesso all'interno della villa. Per Bolsonaro nessun passaggio in comune, ancora imbrattato dopo il raid vandalico di venerdì, né nella chiesa del paese, dove dalle 9 alle 11 c'erano 200 manifestanti a contestarne la visita, tra di loro anche una rappresentante del Partito dei Lavoratori Brasiliani e un consigliere d'opposizione di Anguillara. Ma la contestazione d'Anguillara si è spostata a Padova, dove nel primo pomeriggio ci sono stati scontri con i centri sociali. Il presidente voleva visitare la Basilica del Santo, ma la visita è saltata. Vedendo il camper dove domenica mattina è stato ritrovato il corpo senza vita di Giulia Rigon, la 31enne di Asiago, accanto al camper la Fiat Punto della giovane donna. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso della 31enne domiciliata a San Vito di Bassano a casa di una parente. Il corpo senza vita è stato rinvenuto nel camper del compagno Enrique Cappellari, 29 anni, parcheggiato in un'area sosta in una laterale di via Capitelvecchio, al confine tra Bassano e Cassola. Camper usato dall'uomo come dimora e proprio a lui viene contestato il delitto di omicidio aggravato. Benvenuti al Meteo. Prima domenica del nuovo anno con una situazione meteorologica non molto diversa da quella dei giorni scorsi, ancora tempo stabile. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica del 2 gennaio evidenzia un contesto tranquillo, merito dell'alta pressione che porterà ancora cielo sereno in montagna, in pianura poco nuvoloso con nubi basse e varie nebbie durante le ore più fredde e così aumenterà anche l'inquinamento atmosferico. Temperature stazionarie minime tra -2 e 5 gradi, massime comprese invece tra i 6 e i 10 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo qualche addensamento sulle zone pianeggianti, ma prevarrà comunque il sole. Temperature minime tra 4 e 8 gradi, massime sugli 8-12 gradi.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo sempre un ampio soleggiamento, cielo limpido o al massimo velato e non sono attese piogge. Temperature minime intorno a 1-7 gradi, massime gradevoli sui 14 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. È stato convalidato l'arresto di Moses Osagi, il 42enne di origine nigeriana che sabato nel tardo pomeriggio ha ucciso la moglie Victoria a coltellate qui nell'abitazione dove vivevano con i loro 3 figli che hanno assistito alla scena. Victoria voleva lasciare il marito, forse è stato proprio questo a scatenare la sua ira. Agli operatori dei servizi sociali che la seguivano aveva detto che se ne sarebbe andata non appena avessero trovato un'altra sistemazione per lei, ma sembra non avesse accennato a botte o violenze. Litigavano, ma come può accadere tra molte coppie e molte famiglie, come raccontano anche alcuni vicini, descrivendo il 42enne una persona pacifica. Una famiglia normalissima e lui soprattutto era una persona meravigliosa, cioè disponibile, simpatico, era anche educato. E mio padre per esempio le aveva offerto anche un pezzo d'orto che lui però ha detto coltivatelo voi perché appunto non abbiamo tempo. Si sentivano spesso litigi, urla lì, però come in tutte le famiglie magari c'è il litigio più forte, ma non avremmo mai pensato a certe cose, ecco. I bambini erano educati, non davano segni di essere aggrediti. Ci sono stati episodi che appunto le forze dell'ordine sono intervenute perché appunto noi vicini abbiamo chiamato più volte perché si sentivano ste urla ed eravamo preoccupati per i bambini. Famiglia normale, proprio non so cosa sia successo su quella mente, proprio non saprei proprio rispondere. Mancano pochi minuti alle 10:30. Fuori da Palazzo Ducale si è già formata la coda. All'interno le maestose sale di quello che fu il cuore politico di uno Stato che in 1100 anni di storia si affermò come una delle maggiori potenze commerciali e navali europee attendono l'ingresso dei primi visitatori dopo mesi di chiusura per coronavirus. Punta di diamante degli 11 musei civici veneziani, Palazzo Ducale riapre al pubblico al termine di un vivace dibattito cittadino nei giorni in cui riaprono hanno riaperto anche i musei statali e privati di Venezia. Ci tenevamo oggi a dare questo segnale importante di vita a Venezia. Venezia riparte. Che risposta si aspetta dai veneziani? Venezia è una città forte, coraggiosa e resiliente e quindi mi aspetto una grande risposta dai veneziani, perché questi sono i salotti dei veneziani, ma siamo tutti veneziani in questo momento. Alle 10:30 in punto si spalancano i portoni. Dopo la misurazione della temperatura, i visitatori devono anche passare attraverso un metal detector, giusto per ricordarsi che il coronavirus non è l'unico problema di questi anni. Le sale iniziano timidamente a popolarsi ed è curioso che tra i primi a rivelarsi sensibili al richiamo del Ducale ci siano diversi tra quelli che potremmo definire i nuovi veneziani. Voi siete veneziani da poco tempo, da dove venite? Dalla Baviera, vicino Monaco. Il ticchettio dei nostri passi tra le cale di Venezia risuona e rimbomba come un eco sordo. La cui voce, passo dopo passo, si ripresenta vilipesa e splendida nella sua solitudine, interrotta solo a tratti dal vociare dei veneziani, a passeggio e a far spesa nella loro città. È mezzogiorno. Accanto a noi le saracinesche abbassate di molti negozi e altre alzate, ma con l'ingresso chiuso. Tra le vetrine del centro impazzano inaspettati sconti che sembra facciano a gara a chi offre di più. È la crisi di astinenza, di libertà. Io poi lavoro nel mondo del turismo, assolutamente Venezia così vuota è una tristezza assoluta.
Noi abbiamo assolutamente bisogno del ritorno dei turisti. È la forza di non arrendersi all'abominevole virus, il mostro, che ha desertificato pure la maestosa e feconda Piazza San Marco, dove si spera, d'ora in poi, le riaperture portino un deciso cambio di passo. C'è stato un calo netto, repentino, delle ospedalizzazioni, delle terapie intensive e dei decessi, e questo è molto importante, di questo sono estremamente soddisfatto, e devo dire che il Veneto in questo è estremamente virtuoso, è al numero 1 per over 80, 98% contro una media nazionale dell'88%, numero 1 over 70, 83% contro una media che è circa 75%, sui fragili è in cima alle classifiche. Tour Veneto del generale Francesco Paolo Figliuolo, che dopo aver incontrato le autorità locali al padiglione Rama dell'ospedale All'Angelo di Mestre in privato, è giunto al Palexpo di Marghera insieme al presidente Zaia e al capo della protezione civile Curcio, elogiando la virtuosità del Veneto. Fino a qualche tempo fa si diceva ma lo Stato di Israele ha svuotato gli ospedali, ma gli Stati Uniti, ma la Gran Bretagna. Beh, noi possiamo dire che il Veneto, in base alle popolazioni target che ha già chiuso, penso agli over 80, ha svuotato gli ospedali, nel senso che quel paziente in quella fascia d'età non c'è più. Figliuolo ha visitato il centro vaccinale, il più grande del Veneto, con la capacità di effettuare 6.000 vaccinazioni giornaliere. Quando si fa squadra si vince. Qui ci sono 20 linee che a breve diventeranno 28, la capacità di fare 3.000 fino a 6.000 se si fa anche il turno notturno, e di aumentarlo ulteriormente. Sono le 23.04 del 27 maggio 2021, quando il doge Riccardo Boccaron, veneziano puro sangue, mette in rete nel terzo dei 4 minuti di recupero il pallone dell'1-1 contro il Cittadella. Il Venezia è di nuovo in Serie A dopo 19 anni. Da veneziano cosa significa? È incredibile, io sono nato qui dietro, a 10 minuti da qui sono nato. Mia moglie è veneziana, sono tutti veneziani. È una roba incredibile. Nessuno può capire questa cosa. Complimenti, veramente. Cosa hai provato sulla pelle? Cosa c'era su quel pallone di Malé quando l'hai messa dentro con lo scavetto? Ho cercato l'unico modo con cui potevo colpire la palla era fare uno scavino, è andata bene, a giri giusti. Quando deve entrare dentro non c'è niente da fare, bisogna crederci sempre. In tribuna gioisce anche il sindaco di Venezia, Brugnaro. Mi sembra di tornare bambino, mi sembra di ricordare quando siamo andati in Serie A tanti anni fa. Una roba bellissima, bellissima, giornata storica. Poi Nicola Marangon, uno degli eroi della promozione arancione-verde nei primi anni 2000, oggi mister della squadra primavera, che ai nostri microfoni racconta. Per me ormai il Penz è casa mia e insomma ho passato gli anni più belli della mia carriera e saranno anni indimenticabili per me. Arrigo Cipriani, si riapre? Eh sì, adesso siamo pronti. Ci siamo preparati per gli ultimi 2 mesi, ogni giorno, per i 2 mesi avevo sempre pensato al giorno dell'apertura e adesso finalmente, il 1° giugno, siamo aperti per i clienti. Abbiamo fatto entrambi il tampone e il vaccino e quindi siamo tutte e 2 senza mascherina per questo. Lei ha fatto il Pfizer, credo, no? Io ho fatto il cinese invece, ho fatto il cinese fatto? A Dubai, dove abbiamo 2 ristoranti e allora ho trovato l'occasione di farlo, l'ho fatto un paio di mesi fa. San Marco, Venezia, siamo nel locale dichiarato nel 2001 patrimonio nazionale del Ministero dei Beni Culturali. L'Eris Bar, tanto caro a Hemingway, riapre dopo mesi di chiusura e totale inattività. Tra l'apertura e la chiusura sarà più di 1 anno. Qui per le riaperture è previsto il ricambio d'aria 17 volte ogni ora. Tiriamo fuori 22.500 metri cubi d'aria ogni ora e vede, ci sono le finestre aperte. Se fa freddo abbiamo il riscaldamento che è sufficiente per riscaldare la chiesa di San Marco. Sulle
alle grandi navi serve una soluzione di lungo periodo per bloccare l'accesso in laguna. A dirlo sono i tecnici dell'UNESCO, secondo cui Venezia, patrimonio dell'umanità UNESCO dal 1987, andrebbe inserita nei siti in pericolo. L'ipotesi verrà analizzata durante i lavori in programma dal 16 al 31 luglio, ma è un lavoro che va fatto in sinergia, come sottolinea il senatore veneziano Ferrazzi. Bisogna fare subito 3 cose. La prima è rendersi conto che Venezia è una città del mondo e quindi non stupirsi se c'è un'attenzione, perché Venezia è patrimonio dell'umanità. Seconda, bisogna decidere, non possiamo più perdere tempo. Il governo ha deciso di portare il porto nel lungo periodo fuori dalla laguna attraverso il concorso che verrà aperto nei prossimi giorni. Bene, ma bisogna trovare anche una soluzione nell'intermedio, perché questa è la terza cosa: Venezia senza il porto non può essere, non può esistere. Ci sono un sacco di possibilità di trovare delle soluzioni di medio periodo, per esempio tutto l'asse di Porto Marghera dà queste possibilità, si decide insieme. In caso di approvazione da parte del Comitato per il Patrimonio Mondiale, verrà chiesto all'Italia di elaborare un piano e delle misure correttive da presentare entro febbraio 2022. Agli italiani io mi sento che più italiano che italiano non si può, quindi è proprio agli italiani che mi hanno dato proprio la vita e la fantasia di creare alcune storie che poi hanno amato, e grazie a loro. E riceverlo a Venezia poi è una cosa particolare, no? Speciale, no? Perché così come unica la città fa diventare unico tutto. Ecco, Venezia oggi mentre venivo qua, ma è un miracolo. È una città che è un miracolo, non si capisce come possa essere nata, sorta, avere un miracolo. Quando sono arrivato davvero mi sentivo il doge. Caperini è un'accoglienza straordinaria, uscivano da tutti i vicoli, da tutte le case, guarda, una cosa impressionante. La serata inaugurale della 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia si è aperta sotto il segno indiscutibile dell'inconfondibile classe del Leone d'Oro alla carriera Roberto Benigni, che è dedicato il riconoscimento ricevuto alla moglie Nicoletta Braschi e a tutti gli italiani. Vorrei fare le mie opere rivoluzionarie, farle ora, quelle più innovative. Vorrei tanto preparare un film nuovo, ma se trovassi l'idea vi darei appuntamento qui appena. Non riesco ogni volta comincio e poi su Nicolè, sarebbe bellissimo. Benigni è arrivato per ultimo su Red Carpet, accolto dal presidente della Biennale Roberto Cicutto e dal direttore della mostra Alberto Barbera. Poi si è seduto in sala grande accanto al capo dello Stato Sergio Mattarella, a cui ha chiesto di fare un secondo mandato da Presidente della Repubblica. Vorrei studiare da grande elettore per andare a votare alle prossime elezioni per fargli fare il secondo mandato. Il pubblico ministero della Procura di Venezia ha iscritto nel registro degli indagati 12 sanitari in servizio all'ospedale di Dolo per la morte di Ivan Busso, il falconiere scomparso a 42 anni il 1 gennaio 2021. Il fascicolo è stato aperto dopo l'esposto presentato il 4 gennaio dalla vedova Elisa Borella, assistita dall'avvocato Marco Frigo dello Studio 3A. Il decesso, sostengono, potrebbe non essere stato provocato dal Covid, ma da una polmonite batterica. Io non ho niente contro i medici che l'hanno curato, anzi li ringrazio assolutamente per quello che hanno fatto, perché so che hanno provato in tutti i modi a salvarlo. Voglio solo capire appunto se non ci fosse stato questo problema dell'infezione batterica contratta in terapia intensiva, se mio marito sarebbe sopravvissuto. Il 18 giugno il medico di Padova, incaricato dalla Procura, ha trasmesso le prime conclusioni dell'autopsia, comunicando che sul corpo di Ivan Busso era stata accertata la presenza di una polmonite batterica instauratasi in un quadro di polmonite interstiziale da infezione SARS-CoV-2, segnalando la necessità di approfondire e valutare la condotta dei sanitari intervenuti durante la degenza di Busso a Dolo. Il sostituto procuratore ha concesso una proroga di 60 giorni per il termine della perizia per l'integrazione del contraddittorio con le persone sottoposte ad indagine. Uno mi ha scritto se ti prendo ti sparo in bocca. Per la prima volta emergono dettagli sulle minacce ricevute dal presidente Luca Zaia negli ultimi mesi. Parole dure, intimidazioni per le quali la procura ha aperto un'inchiesta. L'uomo che le ha pronunciate, un militare, padre di famiglia, ha patteggiato con ore di lavori socialmente utili. Sono preoccupato, ha detto Zaia, il clima è pesante, nutrito di fake news e farneticazioni che spesso, denuncia, sono state archiviate come critica politica. Ve ne cito una a caso: il traditore Luca Zaia e sua moglie, mettono nome e cognome ovviamente, sapevano
del colpo di Stato pandemico già ad ottobre 2019. Amici veneti, stiamo raccogliendo le prove per accusare Zaia, sua moglie e alcuni assessori del gruppo per alto tradimento della nazione italiana. Parole ma anche azioni come quelle degli estremisti Novax che portarono la loro rivolta contro la gestione della pandemia del presidente addirittura davanti al suo portone di casa, episodi per i quali nel 2020 la procura aprì un'altra inchiesta. A me ha fatto un video con tutte le indicazioni nel video, con infografica per come arrivare al campanello di casa mia a casa. Se a voi sembra una roba normale sta roba qua, però io penso che tutti abbiano il diritto di dire la loro opinione, ma ci vuole rispetto. È la prima volta che il presidente decide di parlarne apertamente, spinto dal crescente clima di odio che l'inchiesta della Procura di Milano sui Novax armati ha scoperchiato come un vaso di Pandora. Non ho cambiato le mie abitudini, ha aggiunto Zaia, ma questa non è vita, e lo dice in un misto di rabbia e desolazione. Noi veniamo accusati di aver ammazzato le persone in terapia intensiva, ma diciamole ste robe. Sono almeno una decina le querele presentate dal presidente, su tutte pende il rischio tangibile dell'archiviazione. Molte situazioni sono state sottovalutate, ne è convinto, e chiede ora anche alla magistratura di usare un pugno più duro. Allora, io penso che ci sia anche tanta sottovalutazione, perché comunque si è creato un substrato, quantomeno ideologico, no? E non può essere sempre liquidato come critica politica, ma non possono d'ufficio essere derubricate. E se il problema non è chi le derubrica, cioè la magistratura, ma è la legge, allora la legge deve essere rivista. Non c'entra niente certamente con quello che è successo, entra nei giochi per la parte amministrativa, come sempre succede nelle organizzazioni delle manifestazioni Bibbione. All'indomani del blitz dell'antimafia e delle fiamme gialle triestine contro la camorra Bibbione, che ha portato a 9 arresti, tra cui il presidente di Ascom Bibbione ed ex vice sindaco di San Michele al Tagliamento Giuseppe Morsanuto, il primo cittadino chiarisce la posizione del comune nella vicenda, soprattutto in merito all'organizzazione di eventi e sagre dove la camorra ha messo le mani. Una manifestazione a Bibbione nasce come questa fiera di interesse locale se l'amministrazione ritiene di darne il patrocinio. Mi pareva che era una manifestazione che poteva, a detta di tutta la giunta naturalmente, una manifestazione che poteva dare un po' di vigore a quella zona che oggettivamente era molto poco frequentata dai nostri turisti, soprattutto la sera era praticamente vuota, così come il Lido dei Pini, così come Pineda. Abbiamo ritenuto di accogliere questa istanza di questa associazione pro Lido del Sole per cercare di ravvivare un po' la vacanza dei nostri ospiti. E sull'arresto di Morsanuto il sindaco commenta. Dispiaciuti ovviamente e anche sconcertati, perché voglio dire, un conto è gestire le beghette ogni volta, no, tra le associazioni o gli espositori, ma se mi trasferisco al Luna Park altre cose, o se mi trasferisco all'ambulantato o in spiaggia eccetera. Un conto è avere sentore di una cosa di questo genere, cosa che non era assolutamente nei nostri pensieri. Perché hai messo i vetri antisfondamento? Perché se vengono qua di notte, vengono con bottiglie e altre cose, alle 2 o 3 di notte si chiede di poter dormire, cosa succede? Prendono la lattina oppure la bottiglia e ti la tirano dietro, e se hai il vetro sfondano il vetro e ti rompono e ti viene la bottiglia addosso. È capitato? È capitato e ho messo i vetri antisfondamento. Una volta ho ripreso un ragazzo ben piazzato che stava orinando su una porta e la sua risposta è stata quella di tirare fuori una catena, e ho cominciato a girarla e sono dovuto scappare. Settimana scorsa si è arrampicato uno sul primo finestra del campanile qua di Roccato, in mezzo a una folla osannante. Sembrava di essere allo stadio, cantavano. Chi non conosce bene Venezia forse avrà qualche difficoltà a riconoscerla in questa veste. Sono le voci e le testimonianze dei residenti di Campo Santa Margherita, cuore della movida veneziana assieme alla fondamenta degli Ormesini e alla zona della pescheria di Rialto. Solo a Santa Margherita si contano circa 40 locali tra bar e ristoranti, sorti uno accanto all'altro, che richiamano centinaia di giovani, a volte fino a notte inoltrata. Il campo diventa il centro di fare quello che ognuno vuole, quindi puoi suonare una tromba da stadio, puoi portarti un amplificatore e sparare la musica a più alto volume, e nelle cali limitrofe bisogni e spazio.
Silvana Tosi, assessore alla sicurezza del Comune di Venezia, non c'è più, si è spenta nella notte. Una perdita improvvisa per un male scoperto soltanto da pochi mesi e che non le ha lasciato scampo. 70 anni compiuti lo scorso agosto, Silvana Tosi credeva che la politica avesse un unico obiettivo: aiutare i cittadini. Non a caso il soprannome, la passionaria, andando contro tutto e tutti per aiutare chi senza voce restava inascoltato, i bambini in primis, per i quali si è tanto prodigata, come racconta il commissario provinciale della Lega, nonché vice sindaco di Venezia. Dava ripetizioni di inglese, di alcune materie che lei conosceva, perché aveva vissuto in Canada, dava gratuitamente ripetizioni anche quando aveva questo incarico da assessore, quindi aveva veramente una predisposizione all'altro che era encomiabile. Se non veniamo accolti, il malcontento si trasformerà in qualcos'altro, quindi può succedere qualsiasi cosa. Doveva essere uno sciopero di 3 ore, dalle 12 alle 15, l'ennesimo in un calvario del trasporto pubblico veneziano che si trascina da mesi. Ma quando ai dipendenti di AVM Vela CTV in presidio al Tronchetto è stato detto che nessuno di loro sarebbe potuto salire negli uffici al piano di sopra per un confronto con la dirigenza, la tensione ha toccato il massimo. Coi poliziotti in divisa antisommossa a presidiare l'ingresso, i lavoratori sono rientrati ai depositi autogestendo il servizio davanti a quella che hanno definito l'arroganza di un'amministrazione che non si è nemmeno degnata di incontrarli. Siamo stanchi di essere trattati così e che prendano tutte queste decisioni unilaterali. Visto che c'è la discussione alla Camera, dovrebbe esserci calendarizzata a breve, sulla nuova legge speciale, il rifinanziamento della legge speciale, chiediamo di introdurre nell'ambito di questa legge una legge speciale di gestione del traffico acqueo a Venezia. Le società remiere scendono in piazza, anzi in laguna, assieme ad associazioni e privati cittadini per denunciare ancora una volta la piaga del motondoso a Venezia. Il bacino di San Marco è occupato per un paio d'ore da veneziani, mestrini, persino stranieri, tutti in barcaremi. Il motondoso per cui siamo oggi a protestare è diventato una cosa veramente pericolosa anche per l'incolumità di chi vuole vivere Venezia in barca. Quella di stamattina sul bacino di San Marco è un'istantanea lontanissima dalla cartolina di plastica diffusa a promozione del turismo di massa. Qui parla chi la città la vive e parla di cose serie, del pericolo enorme che sta correndo il patrimonio storico e artistico di Venezia se non si prendono subito seri provvedimenti. Ma ormai il traffico acqueo a Venezia è fuori controllo. Nel 1973 c'erano circa 12.500 imbarcazioni a motore. Attualmente forse siamo oltre gli 80.000, forse 100.000. Dico forse perché non c'è una banca dati che tenga conto di questo. Approfitta dell'ecobonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL a San Donà di Piave. Contattaci per un preventivo gratuito. Benvenuti al Meteo. Prima domenica del nuovo anno con una situazione meteorologica non molto diversa da quella dei giorni scorsi, ancora tempo stabile. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica del 2 gennaio evidenzia un contesto tranquillo, merito dell'alta pressione che porterà ancora cielo sereno in montagna. In pianura poco nuvoloso con nubi basse e varie nebbie durante le ore più fredde e così aumenterà anche l'inquinamento atmosferico. Temperature stazionarie minime tra -2 e 5 gradi, massime comprese invece tra i 6 e i 10 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo qualche addensamento sulle zone pianeggianti, ma prevarrà comunque il sole. Temperature minime tra 4 e 8 gradi, massime sugli 8-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo sempre un ampio soleggiamento, cielo limpido o al massimo velato e non sono attese piogge. Temperature minime intorno a 1-7 gradi, massime gradevoli sui 14 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Approfitta dell'ecobonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL a San Donà di Piave. Contattaci per un preventivo gratuito.